Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Un giovane motociclista vittima di un incidente stradale stamattina a Cosenza, il 22enne è morto poco dopo l'arrivo all'Annunziata. La moto su cui viaggiava è finita contro un albero. Commercianti e residenti del centro storico di Cosenza hanno incontrato questa mattina il sindaco per la ZTL. Le posizioni restano distanti, chiesti maggiori collegamenti e scale mobili funzionanti. Un professionista cosentino è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Paola perché utilizzava un'imbarcazione di lusso acquistata in leasing, ma aveva smesso di pagare le rate. All'indomani della clamorosa vicenda del mancato intervento chirurgico ad un'anziana donna per la mancanza di un anestesista, il direttore sanitario dello Iazzolino lancia l'allarme: queste figure professionali qui sono carenti. La Regione punta alla costruzione dei nuovi ospedali a Cosenza. Il nodo con il comune non si sblocca. Domani a Reggio la presentazione del progetto per il nosocomio della città dello Stretto. Intanto i 5 Stelle insistono per la soluzione della vicenda scura. Parte da Ciro il primo festival itinerante Rosso Calabria, un progetto che mira a realizzare un percorso enogastronomico che porti in luce i prodotti d'eccellenza della regione. Lo spostamento in altra zona del tradizionale mercatino di Taurianova è argomento di forte dibattito in comune tra maggioranza e opposizione. Ad un mese esatto dalla vittoria del campionato, il Cosenza torna al lavoro. Oggi il raduno della squadra. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In apertura il violento impatto questa mattina, un ragazzo non ce l'ha fatta, è accaduto a Cosenza, il motociclista 22 anni ha perso la vita, inutili i soccorsi, l'incidente su via Panebianco, i particolari nel nostro servizio. Non ce l'ha fatta Francesco Grandinetti, il centauro di 22 anni che in tarda mattinata ha avuto un incidente in via Panebianco a Cosenza, nei pressi della caserma del reggimento Bersaglieri. Immediatamente trasportato al pronto soccorso dell'Annunziata, qui è spirato poco dopo l'arrivo per le numerose ferite riportate. Pur indossando il casco, i traumi riportati dal tragico impatto sono risultati gravi. Il giovane, che secondo una prima ricostruzione viaggiava a bordo di una moto di tipo enduro, potrebbe aver sbandato finendo prima contro un lampione posto sullo spartitraffico e poi avrebbe finito la corsa sbattendo contro un albero e finendo rovinosamente sull'asfalto. Questo è il racconto di alcuni testimoni che al momento del sinistro si trovavano in zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e i vigili del fuoco, oltre al personale del 118 e agli operatori della Misericordia di Cosenza. L'arteria è rimasta bloccata al transito, disperata la corsa verso l'ospedale cosentino, visto che in un primo momento il giovane aveva perso anche conoscenza, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Ora saranno i rilievi effettuati sul posto dalle forze dell'ordine a cercare di fare chiarezza. Resta da capire l'esatta dinamica dell'incidente che è costato la vita al 22enne. Restiamo a Cosenza ma cambiamo argomento. La ZTL nel centro storico, oggi l'incontro a Palazzo dei Bruzzi tra residenti, commercianti e il sindaco. Vediamo com'è andata. La ZTL nel centro storico di Cosenza resta in vigore e non subirà modifiche, almeno per l'estate, quanto emerso dall'incontro oggi a Palazzo dei Bruzzi tra il sindaco Mario Chiuto e una delegazione di commercianti e residenti. Il primo cittadino ha ribadito che l'intento dell'amministrazione municipale è valorizzare la parte antica della città, liberandola dalle automobili e rendendola fruibile per i turisti. Chiuto ha anche spiegato che al termine dei 90 giorni previsti dall'attuale ordinanza il provvedimento diventerà definitivo. La zona a traffico limitato su Corso Telesio sarà
permanente. La sperimentazione estiva terminerà i primi di ottobre, servirà a far capire come intervenire per non creare disagi. Massima disponibilità è stata infatti dimostrata nella rimodulazione degli orari e dei permessi per accedere nel centro storico. Commercianti e residenti hanno chiesto il potenziamento delle navette per consentire un collegamento più veloce, il funzionamento delle scale mobili e un ascensore che dal parcheggio di Lungocrati agevoli i cittadini che vogliono arrivare in cattedrale. Intanto si sta preparando un consiglio comunale con all'ordine del giorno la ZTL nel centro storico. Nei giorni scorsi, contro il provvedimento emanato dal sindaco, si è registrata una levata di scudi. Il vescovo Monsignor Francesco Nolè ha minacciato di trasferire gli uffici della curia. Movimenti e comitati hanno fatto sentire in modo vibrato il dissenso. Perfino il presidente della provincia, Franco Iacucci, si è detto perplesso. I cittadini temono l'isolamento, i commercianti di dover abbassare le saracinesche. Il braccio di ferro è appena iniziato, probabilmente a settembre si farà un bilancio dei primi 3 mesi, si valuterà l'impatto dell'ordinanza sul territorio e si deciderà il da farsi. Il tempo, insomma, dirà chi ha ragione. La cronaca acquista una barca di lusso con un leasing ma non paga le rate. Nei guai un professionista cosentino denunciato dalla Guardia di Finanza. Vediamo. Questa bella barca adesso è ferma in rimessa, ma tra un po' di tempo potrà tornare a solcare il mare con a bordo un nuovo proprietario o possessore. E già perché chi l'ha utilizzata finora non aveva diritto, o meglio l'aveva perso, non pagando le rate del contratto di leasing regolarmente sottoscritto. Al timone del natante, da oltre 10 metri del valore di oltre 200.000 euro, c'era un commercialista di Amantea. Il professionista, dopo aver pagato le prime rate, si era reso moroso, accumulando un debito di oltre 90.000 euro, pur continuando a utilizzare il natante a fini personali. Dopo aver invitato inutilmente il professionista a regolarizzare i pagamenti, la società di leasing ha risolto il contratto e ha richiesto la restituzione del bene. Evidentemente al commercialista non andava di privarsi della bella e prestigiosa barca e ha ignorato le richieste della società, continuando a utilizzarla. Le fiamme gialle della compagnia di Paola della tenenza di Amantea hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo sul natante emesso dal GIP del Tribunale di Paola su richiesta del procuratore della Repubblica Pierpaolo Bruni e denunciato il professionista per appropriazione indebita, reato che prevede la pena della reclusione fino a 3 anni. L'imbarcazione sarà ora restituita al legittimo proprietario e il professionista dovrà dimostrare sul piano fiscale il legittimo utilizzo a fini professionali dell'imbarcazione e l'eventuale deducibilità fiscale dei costi sostenuti. E c'è una precisazione perché il riesame ha disposto il dissequestro del motoscafo, lo fanno sapere in una nota gli avvocati Antonio Cavallo e Pietro Sommella, i legali del commercialista indagato per un presunto inadempimento di un leasing. Il Tribunale di Cosenza infatti, in pieno accoglimento dei motivi di gravame, ha accettato che il predetto utilizzatore aveva preventivamente contestato la presunta morosità da accertarsi eventualmente in sede civile e imputando alla medesima società di leasing un inadempimento delle proprie obbligazioni. Per tali considerazioni non si ritiene configurabile l'ipotesi di reato contestato e posta a fondamento del vincolo cautelare reale. Andiamo avanti, cambiamo argomento. La sanità ha suscitato clamore la vicenda del mancato intervento chirurgico a Vibo Valentia, mancava un anestesista e il direttore sanitario dello Iazzolino a lanciare l'allarme e dire: queste figure professionali sono qui, sono carenti. Vediamo. A 95 anni, con una frattura al femore, rimane ricoverato in ospedale in attesa dell'operazione che tarda per mancanza di anestesisti. Lo Iazzolino di Vibo Valentia torna, purtroppo e suo malgrado, al centro della cronaca per una problematica che attenaglia la sanità calabrese. A ricostruire la vicenda e spiegare che però questa non è un caso è il direttore sanitario dell'azienda sanitaria di Vibo Valentia. In questo caso specifico io ho monitorato i tempi. La signora è stata ricoverata alle 10:23 di sabato. Si è presentata in pronto soccorso, ricoverata in ortopedia intorno alle 13:30. I tempi per un intervento del genere sono intorno alle 48 ore. Le 48 ore stanno per scadere ora.
Io ho verificato nel giro di questa settimana, quindi a partire da oggi, tutti i 6 casi arretrati che abbiamo, ivi questo della signora di 95 anni, saranno sottoposti a intervento chirurgico in questa settimana. Questo perché? Non per la carenza in assoluto di anestesisti, ma per garantire gli inderogabili periodi di congedo ordinario. Se non avessimo garantito i periodi di congedo ordinario, l'anestesista ci sarebbe stato sia per le urgenze che c'è, riteniamo, all'ospedale di Vibo, l'anestesista per le urgenze c'è, basta che il chirurgo la dichiari questa urgenza e quindi la contratti direttamente con l'anestesista per poter procedere all'intervento. Rimane comunque il problema di una carenza di personale medico che resta una questione aperta, malgrado, forse sarebbe il caso di dire a dispetto, del fatto che l'azienda sanitaria da tempo si è già attivata. Abbiamo assunto di recente altri 3 anestesisti, attendiamo la loro risposta se accettano o meno, questo dipende da loro. Noi gli atti procedurali per l'assunzione di anestesisti sono stati espletati regolarmente, puntualmente da questa azienda, che tra l'altro ha di recente espletato un concorso per 11 anestesisti, hanno fatto domanda 17 medici, stiamo valutando di riaprire i termini per consentire ai nuovi specializzati, agli specializzati della prossima sessione estiva, anche dell'Università Magna Grecia, di poter partecipare, quindi speriamo di poter dare una risposta maggiore. Quindi esiste un problema di medici anestesisti come esiste in tutta Italia e in Calabria in particolare. Noi cerchiamo di farvi fronte. Ancora per la sanità, la Regione punta alla costruzione di nuovi ospedali, anche se a Cosenza il nodo con il Comune non si sblocca. Intanto domani a Reggio sarà presentato il progetto per il nosocomio della città dello Stretto. Vediamo. La costruzione dei nuovi ospedali rimane una priorità, dicono alla Regione. E così, mentre a Cosenza si attende l'incontro tra Occhiuto e Oliverio per sbloccare l'intricata vicenda Vagliolise sì o no, con polemiche annesse e progetti messi in campo per spiegare la fattibilità dell'una o dell'altra idea, il Presidente della Regione ha deciso che bisogna andare avanti e così domani a Reggio Calabria conferenza stampa per illustrare un altro progetto, quello che riguarda la costruzione del nosocomio reggino. È tutto pronto? Dalla cittadella rispondono di sì, quindi altra kermesse, altri numeri, altra prospettiva. In tutto questo c'è da sistemare l'iter per i 3 grandi ospedali partiti sulla carta un po' di tempo fa. Vibo aspetta con fiducia, mentre a Sibari i lavori vanno avanti tra uno stop e l'altro. Intanto la sanità, quella reale, non virtuale, con la quale i cittadini si misurano quotidianamente, continua a vivere una situazione di grande difficoltà per una serie infinita di motivi. In primis la difficile coabitazione tra Scura e Oliverio. Già il commissario che ha fatto sapere di aver chiesto un incontro con la neoministra per spiegare alla rappresentante di governo come funziona il comparto in Calabria, tra debiti, ritardi e frizioni continue. Ho chiesto alla ministra Grillo, naturalmente a sua discrezione, di poterla incontrare per spiegarle lo stato della sanità calabrese. Al momento non ho ancora ricevuto questo invito, resto in attesa, tranquillo. Un film già visto, mandato giù a memoria dai calabresi. Adesso però c'è un altro elemento in più, tutt'altro che trascurabile, e cioè la volontà espressa in più riprese, sia dai rappresentanti locali che nazionali del Movimento 5 Stelle, che premono per la nomina di un subcommissario, diciamo d'area, che possa mettere in pratica ciò che il Movimento ha affermato in campagna elettorale. Dunque si ricomincia. È possibile però che i calabresi possano rivivere le stesse sensazioni vissute nel lungo tormentone che ha visto come protagonisti l'ex ministra Lorenzin, il commissario Scura, il governatore Oliverio e l'ex presidente del Consiglio Renzi. È morta oggi nell'ospedale pugliese di Catanzaro Silvana Fullone, la donna di 61 anni di Vibo Marina che, lo ricorderete, era caduta lo scorso 1° luglio mentre stava pulendo i vetri di una farmacia. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. La procura di Vibo, per far luce su eventuali responsabilità nel decesso, ha disposto il sequestro della salma. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi.
Dolore e sconcerto a Rossano dopo l'incidente costato la vita ad una giovane coppia e al loro bambino di appena 6 mesi. Stanislao Acri, candidato a sindaco per i Pentastellati nell'ultima competizione elettorale del comune di Rossano, e la moglie Dario Livo erano entrambi avvocati. La famiglia stava tornando da Roma. Sulla A1 nel Frusinate la Fiat Punto sulla quale viaggiavano si è scontrata con un furgone e poi si è ribaltata più volte e sono morti sul colpo. 3.000 piante di marijuana occultate tra la vegetazione. La maxi piantagione è stata scoperta dai carabinieri del gruppo di Gioia Tauro e dai cacciatori di Calabria in un terreno agricolo al confine tra i comuni di Laureana di Borrello e Rosarno, nel Regino. I militari, nel corso di un servizio di rastrellamento finalizzato al contrasto della coltivazione di droga, hanno trovato anche altre 200 piante e arrestato 2 persone. Uno dei 2, alla vista dei carabinieri, ha tentato la fuga gettandosi in una scarpata, ma è stato soccorso e arrestato. Incidente questa mattina sulla strada provinciale tra Mongarsano e Bisignano nel Cosentino. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto una donna rimasta incastrata tra le lamiere. I militari della stazione Carabinieri Forestali di Spezzano Sila hanno denunciato un operaio di Celico per incendio boschivo colposo. L'uomo, dipendente di un'azienda agricola del luogo, si è reso responsabile dell'incendio di un'area boscata causato dal rogo di residui vegetali. Per l'operaio anche una sanzione di 2.000 euro. Una ruspa del comune di Melissa è stata data alle fiamme la notte scorsa. La scoperta è stata fatta questa mattina dai dipendenti dell'ente, che hanno immediatamente denunciato il fatto alle forze dell'ordine. La giunta comunale ha condannato il vile gesto e l'amministrazione ha convocato per domani una seduta straordinaria e urgente del Consiglio. E la nostra emittente si stringe al dolore della famiglia di Vincenzo Iaconianni, che si è spento all'Annunziata di Cosenza dopo essere stato ricoverato in rianimazione qualche giorno fa per un improvviso malore. Il guru, così era conosciuto in città, si è spento all'età di 63 anni. La sua passione era la fotografia. Aveva deciso di candidarsi anche alle ultime competizioni elettorali alla carica di sindaco del comune di Cosenza con la lista, lo ricorderete, Taruzza e Vo, che per problemi burocratici poi è stata esclusa. I funerali sono previsti per domani in Duomo alle 16:30. E cambiamo adesso decisamente argomento, ci spostiamo a Cirò Marina, dove è partito il primo festival itinerante Rosso Calabria di terra e di vino promosso dalla regione. Vediamo. È partito da Cirò, la città del vino, il primo festival itinerante Rosso Calabria di terra e di vino, un evento che tra le sue finalità ha soprattutto quella della promozione di una nuova formula di turismo esperienziale. Questo evento è l'inizio di un percorso nuovo di valorizzazione dei territori, perché appunto non è solo il vino, ma è il vino come espressione del contesto territoriale. Cirò è la patria del vino, è la patria dei distretti vitivinicoli calabresi, quindi è giusto partire da qui. Da qui riparte e si rilancia anche l'enoteca regionale. Noi abbiamo deciso un investimento di 2 milioni di euro che si aggiungono ai 2 milioni di euro già concertati tra noi e il Ministero dei Beni Culturali, quindi 4 milioni di euro per il recupero e la valorizzazione del castello, che noi pensiamo debba essere destinata all'enoteca regionale del castello di Cirò, un castello bellissimo che è espressione di una lunga storia e di un territorio importante. Nel corso della prima giornata è stato anche illustrato il nuovo progetto di percorso enogastronomico promosso dall'Enoteca regionale Casa dei Vini di Calabria. Noi stiamo partendo dall'allestimento del prodotto turistico in chiave enogastronomica, che consiste nel condividere con le aziende e con tutto ciò che loro hanno intorno, quindi artigiani, ristorazione, operatori dell'accoglienza in generale, cultura, borghi, tutto quello che insomma intorno ad una cantina può essere attrattivo per un turista culturale, un turista enogastronomico che ormai si è configurato come target, come figura,
perché è una figura che si muove autonomamente attraverso internet nei fine settimana, fuori stagione. Questo è un mercato che noi vorremmo in qualche modo approcciare e crediamo che la Calabria nel suo insieme possa davvero svolgere un grande ruolo. A Taurinova adesso, perché lo spostamento in un'altra zona del tradizionale mercatino è argomento di forte dibattito in comune tra maggioranza e opposizione. Vediamo. Non si ferma la querelle sul mercato settimanale a Taurianova, ricollocato in parte su alcune strade del centro cittadino, sta creando polemiche a go-go da parte delle opposizioni. Ad aprire le danze, o per meglio dire ad accendere le polveri, è il consigliere di minoranza Maria Teresa Perri del gruppo Innamorati di Taurianova. Si sono notati in modo inequivocabile, dichiara il consigliere, i disagi, la disorganizzata dislocazione delle bancarelle con distanze tra di loro al limite del ridicolo, la confusa disposizione dei vari settori merceologici e il passaggio delle automobili tra la gente. Insomma, un caos organizzato, verrebbe da dire dal sindaco Fabio Scionti, senza sentire neppure il parere delle opposizioni. E proprio su questo punta il dito l'altro consigliere di minoranza Maria Stella Morabito. Non si è voluto prendere esempio da realtà migliori, afferma, né discuterne prima o ascoltare i consiglieri. L'esponente dell'opposizione auspica un nuovo confronto politico sulla vicenda e rivendica la critica costruttiva portata avanti nel recente passato, quando indicò una zona differente per l'esercizio lavorativo dei banconisti, via Trento e Trieste o via Tommaso Campanella, punti strategici nei pressi dell'ex stazione. Potevano essere delle zone che non andavano ad impattare sul niente. Dato che il progetto è in via sperimentale, se la maggioranza dovesse fare autocritica, aggiunge ancora, sono pronta a lavorare per la risoluzione delle problematiche. A Soverato adesso per la 2 giorni dedicata all'arte, alla natura e alla cultura. Obiettivo: valorizzare i giovani talenti calabresi e incentivare il turismo. Vediamo. Ecco le opere create da giovani artisti calabresi. Si chiama Meraviglia ed è l'originale 2 giorni di arte, natura e cultura in scena a Soverato nello spazio espositivo ex Comac. Protagonisti dell'evento culturale, docenti e studenti dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro. L'importante e prestigioso polo culturale calabrese, diretto da Vittorio Politano e presieduto da Pino Soliero, ha offerto così un saggio delle proprie potenzialità creative. Noi offriamo ai turisti, oltre che il mare, una opportunità culturale di turismo, un'opportunità che vede protagonista la Calabria, i giovani talenti della Calabria, e quindi finalmente riusciamo a mettere insieme la capacità di fare sistema, farlo al tempo giusto e nel momento giusto, valorizzando i nostri beni naturali, ma anche finalmente non solo quelli. Musica, attenzione al benessere, alla sostenibilità ambientale, ai principi di salute, armonia e bellezza. Nella 2 giorni di Soverato tanti temi declinati in un ricco programma. La cultura è anche arte e quindi bisogna valorizzare quelli che sono i nostri giovani, le nostre energie, le nostre risorse. I giovani guardano sempre con più sfiducia verso il futuro, con l'incertezza del futuro, allora bisogna incoraggiarli, bisogna valorizzarli, ed ecco che un'area che era un ex capannone abbandonato si trasforma in una galleria d'arte in pieno centro città. Evidenziate tra l'altro le nuove sfide dell'Accademia delle Belle Arti, un ateneo proiettato a contrastare l'emigrazione dei giovani talenti e a garantire un'alta qualificazione professionale. Vogliamo dare questo messaggio, ecco, che ci sono livelli di produzione culturale e artistica significativi e che possono far crescere ulteriormente la passione dei giovani per nuovi percorsi professionali, anche collegati ai corsi che l'Accademia attiverà già da quest'autunno, cose che possano far intravedere ai giovani un possibile sbocco di lavoro e una risposta a chi vuole restare in Calabria, non andare via da questa terra. Siamo allo sport, comincia la nuova avventura del Cosenza in Serie B. La squadra si è radunata in un noto albergo di Rende. Noi ci colleghiamo in diretta con Anna Franchino. Anna. Buonasera Rosalba, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Siamo proprio qui in diretta in un noto albergo di Rende. Proprio questo pomeriggio intorno alle 19:30 si è radunato il Cosenza Calcio e possiamo dire che è partita ufficialmente la stagione dei lupi.
un mese fa, esatto, eravamo proprio a Pescara, quindi fra poche ore iniziavano i festeggiamenti per la promozione in Serie B. Parlavamo di questo raduno con i giocatori che si sono ritrovati qui in questo noto albergo di Rende. Tra i portieri ci sono Saracco, Perina, Cerofolini, difensori Idda, Dermacu, Pasqualoni, Dorazio e anche il difensore portoghese ex Carpi Anibal Capela. Fra i centrocampisti Bruccini, Domenico Mungo. Fra gli attaccanti ci sono Perez, Mendicino, il nuovo acquisto Matteo Di Piazza, un giocatore tra i più acclamati dai tifosi. Erano circa una cinquantina ad attendere i propri sostenitori. Sono arrivati anche Angelo Corsi, Manuel Pasquali, Alain Baclé e Mattia Trovato, che dovrebbero firmare proprio il rinnovo in queste ore. Anche Cosenza attende anche Luca Palmiero e Armando Anastasio, entrambi provenienti dal Napoli, e il direttore Trinchera sta lavorando proprio a Milano per mettere a punto gli ultimi colpi di mercato. Elementi contesi da diverse società ci sono appunto Gennaro Tutino e David Ocherè. Domani ci saranno i test atletici, le visite mediche e poi ovviamente ci sarà la partenza prevista per giovedì per il ritiro a San Giovanni in Fiore. La squadra proprio sarà in ritiro lì nei primi giorni, fino ai primi giorni di agosto, quando tornerà poi in città per affrontare la prima gara di Coppa Italia, che quasi sicuramente si giocherà in esterno, ha visto l'indisponibilità del San Vito Marulla. È sfumata la possibilità anche di assistere ad un amichevole fra il rossoblù e il Milan, perché i contatti fra i due entourage non sono andati a buon fine per poco tempo sia a disposizione che anche per organizzare l'evento e soprattutto per le condizioni attuali dell'impianto sportivo cosentino, che lo ricordiamo è interessato da lavori di ristrutturazione e adeguamento per la Serie B. La città di Cosenza quindi respirerà però un'atmosfera importante grazie alla cerimonia di presentazione dei calendari della Serie B, che si svolgeranno proprio nella città dei Bruzzi all'interno del Teatro Rendano. Lo ricordiamo, questo è un appuntamento già annunciato negli scorsi giorni, è prevista per il 31 luglio, ma potrebbero esserci anche dei cambiamenti. La squadra è appena uscita, Rosalba ti dico che hanno cenato proprio poco fa, adesso sono in pieno relax, stanno ridendo, scherzando, sono qui all'esterno a fianco a me, purtroppo bocche cucite perché nessuno può parlare, insomma ha voluto parlare ai nostri microfoni. Da qui, da Rende è tutto, io vi restituisco la linea e vi do appuntamento a domani, arrivederci. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. L'alta pressione di origine africana, che ha garantito un weekend pienamente estivo sulla nostra regione, nelle prossime ore tenderà ad attenuare un po' la sua presa anche sul sud Italia, a causa dell'infiltrazione d'aria più fresca di origine atlantica, che apporteranno a partire da domani un lieve abbassamento della temperatura e qualche debole fenomeno instabile soprattutto sui versanti tirrenici regionali. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Martedì, cielo irregolarmente nuvoloso sui versanti tirrenici ed interni, piogge sparse e localmente anche di forte intensità. Tuttavia i maggiori fenomeni si concentreranno più che altro sui litorali tirrenici. Altrove cielo poco nuvoloso con possibili deboli fenomeni sui versanti ionici catanzaresi. Temperature in calo sui versanti tirrenici che ritorneranno in linea con le medie stagionali, mentre sui versanti ionici ancora clima caldo. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Martedì molto mosso il Mar Tirreno con venti moderati di maestrale, mosso il Mar Ionio con venti deboli di direzione variabile. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia ad Enzo Leonetti, Luca Chito, a Giuseppe Costanzo in messa in onda. Noi vi auguriamo un buon proseguimento.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.